Carissimi amici del Go, ben ritrovati nel mio canale e benvenuti in questa nuova puntata dei Ghost Eyes, dove andremo ad analizzare una partita di Shusaku Onimbo. Shusaku Onimbo, questo famosissimo giocatore dei tempi passati, quasi un mito, al punto che a lui hanno dedicato anche un fumetto, nel senso che su Hikaru no Go, per chi l'ha letto, uno dei personaggi principali, che è Fujiwara no Sai, spiega che in passato aveva posseduto Shusaku Onimbo e l'aveva fatto diventare così bravo. Un giocatore nato nel periodo d'oro del Go, quindi nato nel 1829, morto purtroppo a soli 33 anni nel culmine della sua carriera per una brutta epidemia di colera, che era stato soprannominato l'Invincibile per la sua serie ininterrotta di partite vinte consecutivamente. Ha innovato fortemente il modo di giocare a Go nel suo periodo, è stato un po' un ponte tra il modo molto antico di giocare e quello moderno degli Shinfuseki, perché aveva elaborato un tipo di apertura, la cosiddetta apertura di Shusaku, che dopo andremo a vedere in questa partita, che gli aveva dato grossi onori e con la quale riusciva a sgominare praticamente chiunque. C'è un bellissimo libro che si intitola Invincible: The Games of Shusaku, dove sono raccolte moltissime delle sue partite e si nota, soprattutto guardando l'evoluzione che c'è stata tra le sue prime partite e le ultime, quelle quando era più maturo, che progressivamente adotterà questa sua apertura sempre più spesso. La partita che andremo a vedere questa sera è una partita celeberrima a dir poco, forse mi viene da dire la partita più famosa nella storia del Go, chiunque giochi a Go da un po' l'ha sentita nominare, ovvero la partita delle orecchie rosse. C'è un aneddoto infatti che racconta che fin che stava giocando questa partita, il suo avversario, che era Genan Inseki, un altro grandissimo giocatore di quel periodo, che faceva parte di una delle 4 case del Go, la casa Inoue, mentre appunto Shusaku era della casa Onimbo. Quando Shusaku fece precisamente la mossa numero 127, uno tra i presenti che stava osservando la partita disse: "Io non conosco molto il Go, ma penso che vincerà nero". Shusaku teneva il nero e tutti gli chiesero: "Ma come mai?". Perché al suo avversario, quando Shusaku fece quella mossa, vennero le orecchie rosse e questo personaggio che stava guardando la partita, che era un medico, disse: "Io sono un medico e quando si vede una reazione del genere è un sintomo del panico", fondamentalmente. Si dice che Shusaku ogni volta che usava il nero non abbia mai perso una partita, e che gira anche una leggenda che dice appunto che quando gli chiedevano "Ma Shusaku, hai vinto o hai perso?", lui rispondesse: "Tenevo il nero". Andiamo a vedere subito questa partita, ci saranno appunto dei commenti, nella parte finale andremo un po' più veloci perché le parti principali si sono sviluppate tutti nei primi 2/3, diciamo, di partita, e poi il resto è la chiusura e il fine gioco, con un call lunghissimo peraltro che dura circa 80 mosse. Che altro dire? Buon divertimento e via con la partita! Eccoci qui, la partita comincia. Shusaku è il 14° Onimbo e insieme a Onimbo Dosaku è riconosciuto come Kisei. Il suo gioco è intelligente, temperato e raffinato ed è stato anche il creatore del celeberrimo Shusaku Opening, o l'apertura di Shusaku, che ha avuto un grande impatto anche sul Go successivo. Ecco quindi la prima mossa di Shusaku, che è il suo famoso Komoku. Genan Inseki, il suo avversario, è l'11° leader di una delle 4 case del Go di quel periodo, ovvero la casa Inoue. Komoku anche per Genan Inseki. In questo periodo, mentre veniva giocata questa partita, Shusaku aveva 17 anni ed era forte come un attuale quarto dan professionista. Questa era la seconda partita tra loro e a Shusaku fu permesso di prendere il nero senza i komi. Quindi appunto stiamo vedendo una partita
di quel periodo dove di fatto si giocava per il territorio e non esisteva il komi, perché come detto altre volte solo negli anni 30 del 1900 c'erano stati tutti gli studi da parte, tra gli altri anche di Go Seigen, sugli Shinfuseki e sull'istituzione del komi. La prima partita che avevano fatto Shusaku e Genanin Seki, Shusaku aveva avuto un vantaggio di 2 pietre, solo che poi quella partita non fu mai finita. Ed ecco che col terzo Komoku Shusaku fa la sua celeberrima apertura, la pivotal opening come dicono gli inglesi, vedete? Quindi 3 Komoku presi e le 3 pietre sono ruotate, vedete, sono un po' sfasate, formano un quadrato sfasato rispetto al Goban. Ok, ma di bianco, estensione di Shusaku, Kakari di bianco, ed ecco qui la altrettanto celeberrima diagonale di Shusaku, che è quella che gli inglesi chiamano the proud move, la mossa orgogliosa, che è di fatto la mossa fondamentale dell'apertura di Shusaku, appunto, perché è una mossa che sottende 3 principi. Dopo aver, diciamo, posto le basi per conquistare, se possibile, i triangoli, abbiamo appunto che quell'angolo è stato approcciato con un Kakari, questo era libero, per cui lui ha cominciato da questo qui facendo questa estensione. Qui adesso vedremo come andrà a finire, ma in questo punto qui, con questa mossa, lui va a tenere a bada quella pietra lì, vedete, perché queste 2 pietre irradiano energia e influenza verso quella pietra, cominciano a sottendere del territorio qui e spiccano verso il centro. Bianco gioca in questa posizione. Normalmente dopo questa mossa di nero, in una situazione come questa, bianco tendenzialmente verrebbe a giocare in questa posizione qui per creare un'estensione da parte di questa pietra e cominciare a compensare un po' quest'ala del Goban. Così facendo naturalmente lascerebbe via libera a nero per estendersi in questa posizione. Quindi già con un guizzo di iniziativa, con questa mossa qui già in quel periodo cominciava a essere una mossa un po' nuova per quel periodo lì, perché andava in cerca Genanin Seki con questa mossa di creare delle variazioni da improvvisare sul posto. Naturalmente l'improvvisazione spettava a Shusaku e Genanin Seki, che non erano proprio gli ultimi 2 arrivati. Qui si è giocato appunto un Joseki e anche queste 2 mosse che ha fatto bianco con conseguente risposta di nero sono delle mosse nuove che non erano mai state sperimentate in quel periodo. Qui nero prosegue in questa direzione, bianco estende e nero se ne viene qui. Ecco, questa mossa che vedete, dopo varie analisi che sono state fatte durante tutti questi anni, diciamo in questo ultimo secolo e mezzo se non di più, è stato valutato che questa di Shusaku è stata una mossa sbagliata, una mossa che non va bene, perché il nero dovrebbe fare un keima in questa posizione, vedete, creando questa estensione qui. Questa mossa costa al nero un po' di svantaggio nell'apertura. Qui bianco continua la pressione su questo gruppo di nero, perché come potete notare, nonostante qui ci sia un taglio, bianco ha la possibilità di creare, se dovesse andare avanti in questa fase della partita,
una grossa influenza verso l'esterno. Nero certo sta giocando in quarta linea, il che gli dà la possibilità di sottendere un ampio territorio, però non dimentichiamoci che bianco ha questo gruppo che gli permetterebbe comunque di fare delle estensioni ed eventualmente anche dei salti, per cui questo qui non è assolutamente ancora un territorio definito. Ecco appunto che bianco decide di andare in quella direzione. Shusaku però decide di continuare ed ecco che bianco decide di punire l'errore di nero, l'errore di Shusaku, facendo questo anè in questa posizione. Shusaku naturalmente risponde a tono e vediamo questo doppio anè. E l'errore diventa palese perché torniamo un attimo indietro. Se avesse fatto questa mossa qui Shusaku prima, qualora il Genan Niseki fosse venuto qui, nero invece che giocare in questa posizione qui sarebbe potuto andare lui questa volta in questa posizione, vedete, e avrebbe cominciato ad uscire da questa parte, perché qui non era assolutamente tagliabile. Fatto sta che comunque la situazione è andata in questo modo qui e naturalmente Shusaku ha cercato di riparare meglio che poteva. Attari di nero, bianco protegge. Vedete, tutta la battaglia adesso si concentra sul fatto di voler far vivere, almeno lato Shusaku, il gruppo in basso. Tutta la sequenza è considerata buona considerando questo Atari che permette poi anche una minaccia in queste due pietre qui e tutte queste estensioni che hanno creato dello spazio vitale per poi poter vivere qui dentro. Questo è un taglio in seconda linea che bianco sfrutta. Naturalmente Shusaku deve rispondere. Vedete come minaccioso. E qui c'è una prima cattura. Ecco, vedete che Shusaku sfrutta l'unica minaccia Ko che esiste adesso, che è questo Atari qui. Naturalmente bianco deve rispondere. Nero ricattura il Ko in questa posizione. Bianco, come accennavo prima, comincia a sfruttare l'estensione per minacciare l'ingresso in questa posizione qui e rubare spazio, per cui questa mossa di estensione potrebbe risultare come una minaccia, ovvero attenzione che se non mi blocchi e non mi rispondi tutto questo muoio lo perderai perché io ti invaderò. E infatti Shusaku protegge in questa posizione. Bianco cattura di nuovo il Ko. Notate che questo gruppo è in pericolo perché ha solo due libertà. Certo, questa pietra in Atari, però tecnicamente questo gruppo adesso ha solo due libertà. Però vedete, c'è ancora questa minaccia perché con questa pietra mette in Atari queste tre. Naturalmente bianco protegge e nero può catturare di nuovo il Ko in questa posizione. Un'altra minaccia in questa posizione. Nero però qui ritiene che questa minaccia in questa fase del gioco non sia poi così pesante e decide di tagliare corto catturando anche questa pietra e di fatto stabilizzando e assicurandosi la vita in quel punto. Naturalmente questa minaccia che è stata fatta ormai non può essere lasciata lì a vuoto,
per cui bianco la sfrutta e comincia ad andare su. La mossa corretta non è questa qui, ovvero quella di andare a bloccare subito, perché poi così facendo si darebbe a bianco la possibilità di mettere in attari questa pietra qui, ma i professionisti suggeriscono di andare sempre leggeri, non a contatto. Come vedete qui il moio, che prima cominciava tecnicamente più o meno da qui, si è assottigliato di molti punti, per cui consideriamo 3 punti, 3, 6, 9, 12 punti sono volati via con queste mosse qui. Nero blocca. Estensione con 9 di bianco. Nero viene su in questa posizione. Bianco continua in questa posizione, consolidamento da parte di nero in questa posizione, ed ecco che bianco consolida in questa posizione. Dopo questa mossa lo scambio locale giunge praticamente al termine. Localmente bianco ha preso un piccolo vantaggio e secondo molti studiosi per come è la situazione adesso e considerando quel periodo, come si giocava in quel periodo, che non c'era il Komi e qual era lo stile di gioco di quel periodo lì, sembrava a tutti che in questa situazione qui il fatto che nero, il vantaggio della prima mossa di nero, che generalmente si faceva sentire pesantemente, non si faceva sentire, per cui per molti questa partita qui cominciava a essere un po' diciamo problematica per Shusaku, nonostante avesse avuto il nero e quindi la prima mossa, non aveva un vantaggio, e questo psicologicamente potrebbe essere stato, noi non lo sapremo mai, ma a me piace pensarlo, che potrebbe essere stato un grosso conforto per Genan Inseki, che aveva bianco, e forse un piccolo problema per Shusaku, però Shusaku aveva 1000 assi nella manica. Estensione. Vedete, bianco decide di catturare questa pietra. Con buona probabilità l'interpretazione che do io a questa mossa è che con questa mossa qui nero sta virtualmente circondando del territorio e sta virtualmente bloccando la possibilità a questo gruppo di bianco di uscire fuori. Quindi bianco voleva, secondo me, creare un occhio sicuro per poter avere la forza necessaria di spingere ed eventualmente ridurre questo territorio. Bianco avrebbe potuto tranquillamente fare delle estensioni in questa posizione qui, però poi si sarebbe sicuramente ingaggiato in qualche combattimento in questa zona, per cui diciamo che è una mossa prudente. Nero se ne scende. Ecco che adesso bianco estende in questa posizione dopo aver preso quel punto chiave lì, e naturalmente, posto che nero non può sperare di ricavare dei punti da qui, deve naturalmente tenere isolato bianco dai suoi gruppi e con l'occasione anche creare dell'influenza, vedete, verso l'esterno. E a questo punto, e anche a questo punto qui, sono entrambi dei punti grandi. Ricordate, i cosiddetti Oba non sono dei Oba Tedomari, cioè non sono le ultime mosse grandi, perché ce ne sono ancora alcune, le vedremo dopo. Bianco chiude lì. Ecco, vedete, approfittando di quella pietra, Shusaku attacca bianco in quel punto lì. Ecco allora che bianco decide di fare questo keima
in modo da rafforzare il centro, e in questo particolare momento della partita rafforzare il centro è un punto chiave nella partita, perché l'intenzione iniziale di bianco, che avevamo stimato di voler fare, ricordate, dell'influenza, qui è andata un po' a farsi benedire, perché questo primo gruppo è stato soppiantato da questo, e questo è, diciamo, messo sotto pressione da questo gruppo di nero che sta venendo a formarsi. Qui abbiamo un gruppo di nero che senza questa pietra, vedete, può cominciare a venire dentro. Ecco quindi che questa pietra è connessa con il suo gruppo, perché siamo ad un keima di distanza, e comincia a controbilanciare l'influenza di nero che può avere in questa posizione. Nero se ne scende, ecco qua. Questa mossa qui, sempre in ottica di quello che ci siamo detti prima, è un'estensione forse un po' azzardata ma importantissima, perché ha uno keima da questa pietra qui, comincia a far capolino verso la sua pietra in quella posizione e comincia, vedete, a creare un muro che contrasta l'influenza di nero che può avere in questa direzione. Quella pietra viene attaccata da nero in questo punto, perché nero naturalmente tentava di tagliare le due pietre. Però attenzione, cosa dice bianco in questa situazione? Se vuoi puoi tagliarmi anche qui, ma a questo punto io comincio ad attaccarti con questo hanè, quel gruppo lì in alto, con l'idea di dire che se tu adesso cominci a rispondermi lì e io riesco a farmi una base solida, questa pietra, anche se dovesse venire scalzata via e divisa dal gruppo sotto, potrà in un certo futuro andare a connettersi lì in alto. Onimbo, allora, Shusaku decide di proteggere in questo modo, ed ecco che con questo nobi tutto comincia a cambiare. Questa mossa di nero è una mossa di attacco che viene però utilizzata per difendersi, perché vedete sta cominciando a circondare, vedete questa pietra singola, vedete è quasi circondata da nero. Se bianco non dovesse far nulla, ora lì nero con un'altra mossa, per esempio in questa posizione qui, potrebbe con buona probabilità o in questa posizione qui potrebbe cominciare a minare la libertà di quella pietra lì. Allora qui bianco fa un nobi e rafforza. Dopo che bianco si è rafforzato, nero se ne viene in questa posizione qui. Adesso bianco non se ne può saltare direttamente qui, perché altrimenti nero giocherebbe in questa posizione e vedete inizierebbe un combattimento abbastanza serrato, perché queste tre pietre sarebbero isolate e potrebbe cominciare a essere un po' difficoltoso per bianco fare qualcosa. Allora bianco decide di prendere per primo questo punto chiave qui, in modo che con questo anè comincia a mettere un po' in difficoltà quella pietra lì di nero, e naturalmente nero si prende l'altro. Ma a questo punto bianco si connette e vediamo che dopo questa connessione di bianco queste due pietre di nero adesso cominciano a essere un po' vacillanti. Nero viene ad attaccare la posizione di bianco in questo punto, anè di bianco. Naturalmente i disegni che c'erano nel cervello di entrambi i due giocatori, che sono due tra i giocatori più importanti della storia del Go antico e di conseguenza anche moderno, perché gli Shinfuseki si sono basati anche sulle partite che hanno fatto questi due personaggi. Come dicevo,
i disegni che non ho nel cervello li posso solamente intuire io, che non sono nessuno. Cerco di darvi un po' una visione. Bianco fa Atari, nero protegge, bianco fa Atari, nero lascia perdere e fa un tenuki venendosene qui in alto. Vedete, questa era un'altra mossa grande perché c'era ancora dello spazio che permette di insinuarsi e comincia anche a minacciare quella pietra. Vedete che adesso ha queste due pietre di nero che la mettono in difficoltà. Quindi come fa bianco per difendere quella pietra lì? Non gioca in quella pietra, ma comincia a dare un po' fastidio a questa pietra qui, perché questa pietra è, diciamo, coadiuvata da queste due e quindi può cominciare a mettere paura a quella pietra lì. Naturalmente nero può proteggere o con una mossa solidissima in questa posizione, in questo caso Shusaku gioca in quella posizione lì. Nobi di bianco, vedete, con questo attacco, quindi per minacciare quella pietra con l'idea di dire mi salvo anche quella, ha costretto Shusaku a fare una mossa che ha costretto Genan Inseki a fare questo Nobi, che si è avvicinato ulteriormente a queste due pietre e come vedete si comincia a creare dello spazio vitale anche qui per poter vivere. Questo spazio non sarà sicuramente uno spazio che nasce per fruttare punti, bensì è uno spazio che nasce per rubare punti a nero. Hane di nero in questa posizione. Bianco chiude, taglio in seconda linea, ma Shusaku non lo protegge, preferisce chiudersi lì. E adesso c'è del tempismo che a detta di molti professionisti è perfetto, nel senso che bianco è riuscito a tener fronte in questa posizione qui nero, ha ancora il sente in questo punto perché nero qui vedete questo punto è un punto chiave perché se ci gioca bianco quella pietra è praticamente morta, però è riuscito comunque a fare una mossa, questa qui, che costringe Shusaku a rispondere in questa posizione. Genan Inseki viene avanti in questa posizione, Shusaku protegge, Genan viene avanti e Shusaku blocca. Minaccia quindi Atari, Shusaku si protegge e naturalmente anche qui un dettaglio che però a questi livelli è tutt'altro che un dettaglio: viene lasciata la possibilità di avere dell'agi in futuro per eventuali battaglie di Ko. Come vedremo verso la fine di questa partita, quindi intorno alla mossa 208, ci sarà un Ko lunghissimo, cioè un Ko che dura circa un'ottantina di mosse, per cui tantissime. Ecco, vedete, adesso tocca di nuovo bianco. Se bianco giocava lì, era una mossa assente perché metteva in Atari questo gruppo che naturalmente era costretto a chiudersi, però sarebbe stato un Agi Keshi, cioè si sarebbe rubato la possibilità di avere dell'iniziativa. Allora quelle pietre lì che nascono esclusivamente per creare una minaccia, perché naturalmente questa minaccia è sventabile con una mossa di nero e quelle due pietre lì sono sicuramente morte perché sono impossibilitate a creare due occhi. Però lì dove sono in questo momento, anche se potenzialmente morte, hanno ancora un po' di significato, un po' di agi. Vi invito ad andare a vedere la pillola in cui parlo dell'agi e dell'agi Keshi per approfondire. Ritornando a noi, quindi bianco taglia in questa posizione, quella posizione che
a detta di molti professionisti è una mossa eccellente perché riduce le libertà di questo gruppo e mantiene certo una connessione, per cui raggiunge due grossi obiettivi con un unico scopo. Nero prosegue in quella posizione lì, bianco protegge, nero per sentirsi libero appunto viene a catturare, bianco connette. Ecco qui un altro principio, mi viene da dire fondamentale. Se abbiamo la possibilità di liberarci da un Atari, per esempio, catturando un'altra pietra avversaria, oppure scegliendo tra la cattura o la connessione con un altro gruppo, meglio scegliere la connessione. Avrò modo di fare un video dove spiegherò anche questo concetto, ma andiamo avanti. Nero consolida, bianco con questa mossa non sta facendo altro che non sta mettendo in Atari quella pietra lì con l'idea di dire adesso te la catturo, ma semplicemente sta inibendo a nero la possibilità di fare un occhio, perché vedete, se nero va qui, questo è un occhio bello che è fatto, gli manca il secondo e il gruppo vive. Invece facendo questa mossa, nero qui l'occhio non se lo farà. Nero connette qui in alto ed ecco che adesso bianco decide di prendersi questo punto. Contro Atari di nero. Vedete, bianco anche qui avrebbe potuto andarsi a catturare quella pietra lì, invece decide di vedere fino a dove spinge nero. Nero scende e si connette. Bianco, vedete, consolida, perché questo era un taglio in seconda linea, adesso è il momento di consolidare e si può dire che questo gruppo ormai è vivo. Nero consolida, naturalmente bianco deve catturare e dopo questa mossa che abbiamo appena visto anche la battaglia in alto termina. La riduzione di bianco in questa posizione è brillantissima perché casomai tornate indietro di un po' di mosse e anche qui vedete, ricordate, con tutto il sotterfugio che aveva fatto in questa zona minacciando la connessione, è riuscito a creare un gruppo vivo che ha rubato tutto quel territorio a nero. Una stima del punteggio fatta con i calcolatori in questo punto qui dà un +16 per bianco, per cui potenzialmente siamo ancora avanti per bianco considerando che non c'è il COMI. Arriva il momento di far lavorare questa pietra qui, quindi uno tsuke in quel punto, fa in modo che bianco faccia un anè ed ecco che questo è un punto vitale sia per nero che per bianco, perché attenzione, in questo caso la prende nero, l'ha preso Shusaku, ok, e cosa fa questo punto? Gli dà la possibilità, vedete, di estendersi verso il centro, di creare una controinfluenza con questo suo muro che minaccia quella povera pietra da sola e gli dà lo slancio per venirsene verso il centro. Se invece l'avesse preso bianco, vedete come cambia tutto anche visivamente. Se lo prende bianco, invece è bianco che comincia ad avere influenza verso il centro e a circondare quelle povere due pietre che adesso con buona probabilità potrebbero non riuscire mai ad uscire fuori, dovrebbero o connettersi qui o vivere lì, ma darebbero la possibilità a bianco di creare un'influenza importantissima appunto verso il centro. Shusaku grande è riuscito a
trovare il momento di giocare. Ci stiamo avvicinando al momento cruciale di tutta la partita. Altra oba, altra mossa grande, vedete, un'ulteriore estensione. Entrambi sono riusciti a trovare i punti fondamentali dove giocare in questa fase. Bianco cattura, Atari di nero, ed ecco che adesso bianco commette un errore. Lo scopo di questa mossa di bianco era, forse troppo ingenuamente, non lo dico io ma lo dicono fior di commentatori professionisti che hanno analizzato la partita, di approfittare di questo salto, vedete, che divide questi gruppi, perché bianco con buona probabilità stava cercando di capire se poteva in qualche modo dividere questi due gruppi. Ma Shusaku, con i nervi saldi e con tutta la maestria che lo contraddistingue, fa forse una delle mosse più famose di tutta la storia del Go mondiale, ovvero la mossa 127. La mossa 127, che è la famosa Ear Reddening Move, la mossa dalle orecchie rosse. Allora, l'aneddoto appunto che si racconta è che tra gli spettatori di questa partita vi fosse anche un medico, il quale appena Shusaku fece questa mossa disse: la partita la vincerà il nero. E molti gli chiesero: ma se ne intende di Go, signore? E lui disse: no, in realtà io sono un medico, ma appena ho visto che Shusaku ha fatto questa mossa, ho visto che le orecchie del suo avversario sono diventate rosse, e quando succede questo fenomeno è un chiaro esempio di attacco di panico. Ecco che questa mossa viene chiamata la mossa dalle orecchie rosse. Ma al di là dell'aneddoto simpatico e che ha dato il nome a questa mossa qui, viene anche spiegato, e cercherò di spiegarvi anch'io, perché questa mossa è bella e completa in questa fase della partita. Questa mossa di fatto prende 4 piccioni con una fava. Ricordate quando raccontavo di come ogni mossa dovrebbe portarsi dietro più significati per essere interessante? Bene, questa se ne porta dietro ben 4. Allora, il primo riduce la thickness e l'influenza quindi di bianco sulla destra. Ok, vedete, è come se facesse da ponte tra queste due pietre e crea un muro virtuale che comincia a bloccare queste pietre qui di bianco. Aumenta il potenziale di tutte le pietre nere che sono in alto, perché vedete loro, fate finta che questa sia una riva e questo sia il mare, questa è una barca che viene vista da tutta la riva in questa posizione qui. Aiuta queste, quindi per terzo aiuta queste 4 pietre di nero che sono qui da basso, e che se anche dovessero essere divise da questo gruppo, perché questa pietra comincia a dividerle, con buona probabilità riuscirebbero a connettersi o comunque potrebbero essere coadiuvate da questa pietra qui. Non ultimo, comincia a essere un baluardo per ridurre l'influenza e il potenziale che ha bianco in questa posizione. È una mossa molto vicina al Tengen, per cui naturalmente lei vede il centro del Goban, però è stata giocata in un momento cruciale e fondamentale della partita. Dopo essersi ripreso da questo duro colpo, Genan Inseki decide di attaccare quella pietra in quella posizione. Come vedete, Nero non va in cerca di tagliare per ingaggiare un combattimento. Lui
decide di andare su perché preferisce preservare l'influenza del territorio in questa posizione, magari anche a discapito di quella pietra lì, che comunque, come abbiamo visto anche in questa posizione qui, avere una pietra all'interno di un territorio avversario genera comunque una situazione di agi, di potenziale. Estensione di bianco. Ecco, un altro punto superbo è questo shoulder hit, questo Katatsuki, che va a minare, adesso che Nero ha le spalle coperte perché ha un gruppo suo qui che lo vede, la mitica 127 che lo controlla da dietro, adesso lui può giocare vicino all'influenza avversaria perché è supportato dalle sue pietre. Naturalmente a uno shoulder hit bisogna rispondere con la relativa sequenza, cosa che naturalmente entrambi fanno. Ci sono due possibilità: o andare con un anè in questa posizione oppure creare un keima in quella posizione lì. Queste pietre sono connesse e abbiamo la possibilità di connettersi. La scelta di Gennan è stata quella di giocare l'anè, tant'è che Nero poi decide di estendersi in questa posizione. Ecco che Bianco mira a creare adesso delle complicazioni, perché si è reso conto ormai, dopo aver subito il colpaccio quando ha visto la mossa e dopo aver fatto tutta la sequenza che abbiamo appena visto, lui probabilmente rimuginava sul fatto che questa pietra qui dava tanto fastidio. Allora adesso comunque anche lui male non è messo, perché vedete ha questo gruppo che può supportare questa sua eventuale mossa. Qui ha queste pietre che comunque sono un po' tenute a bada ormai da queste che sono state giocate qui, però lui adesso vuole creare delle complicazioni, probabilmente non sa neanche lui come, e deve cercare di lenire la potenza che ha Nero in centro. Allora gioca questo Kozumi in questa posizione qui per cominciare a dar fastidio a quella pietra, ma arrivano i soccorsi. Ecco che Shusaku comincia, vedete, a correre su da quella parte e sventa anche il tentativo di quella pietra lì di dividerlo, per cui l'errore che ha fatto Bianco qui ormai è diventato completamente inutile. Ecco che Bianco torna in retrovia, bamboo joint per Nero, doppio keima di Bianco, ecco vedete con questa mossa minaccia quella pietra lì con questo anè e vedete come comincia a creare dell'influenza in questo moio che adesso comincia a diventare interessante per Nero. Qui Bianco decide di fare una sonda, un asking move, cioè una domanda, una mossa con la domanda. Cosa vuoi fare? Ok. Cosa vuoi fare? Allora Onimbo decide di attaccare ferocemente con ulteriore shoulder hit in questa posizione. Vedete la testa di cavallo con lo shoulder hit che va in quella posizione lì. Ritornando alla asking move che aveva fatto Bianco prima, lo scopo di questa mossa è che se Nero dovesse rispondere alla domanda, diciamo, alla domanda che fa Bianco in questa posizione, appunto se Nero dovesse scendere in questa posizione qui, Bianco avrebbe un vantaggio sia nel venire qui, sia nel venire in questa posizione qui. E con questa pietra dentro che ha dell'agi, potrebbe anche cercare di minacciare seriamente tutto questo moio, questo territorio che Nero comincia a farsi in questa posizione. Ecco che questa mossa di Nero è stata un po' una sorpresa, nel senso che come mi difendo da questa strategia di Bianco? Beh,
mi difendo minando la possibilità che ha questa pietra poi di connettersi in alto. Bianco comunque qui decide di venirsene in questa posizione, nero rinforza, bianco rinforza e nero adesso tac, se ne scende giù. Secondo molti esperti dell'epoca, già durante la partita, dopo questa ulteriore mossa di nero, vedete tutte mosse legate alla 127, davano già per vinto Gennaro Secchi. Qui a occhio tutti dicevano qui sta vincendo nero assolutamente. Abbiamo questo anè di bianco. Ovviamente adesso lo scopo di nero è cercare di connettersi con tutti i suoi gruppi. Qui Atari di nero, bianco protegge, Nobi di nero, Atari bianco, nero se ne infischia e viene su da questa parte. Bianco prosegue con questo Nobi in questa posizione. Ecco che vedete gli investimenti di nero, seppur in modo diverso, cominciano a farsi sentire. Bianco continua, altro Nobi di nero in questa posizione. Bianco separa, un'altra bella mossa grande che fa nero è questa qui, vedete, perché così facendo isola praticamente queste due pietre, perché ha la possibilità ormai di catturarle dal gruppo sopra e crea sottende un grandissimo territorio. Infatti poi lo vedrete a fine della partita, questo in basso a sinistra sarà il territorio più grande che nero conquisterà a livello proprio di territorio e di punteggio. Bianco va qui, nero bianco viene qui e assesta la sua forma, che insieme a quelle due pietre lì e a queste tre pietre qui, vedete, comincia a creare una forma morbida, un sabaki che gli permetterà poi di vivere e di fare anche un po' di territorio. Dopo quella mossa lì, che è comunque una mossa Gotè, perché è una mossa che serve ad uso e consumo di bianco per fare l'assestamento territorio, nero approfitta per attaccare e creare invece il suo moio. Vedete, con questa mossa comincia a bloccare bianco nell'avanzata e comincia a circoscrivere il suo territorio in questa posizione. Qui è sempre più evidente di come anche per noi, adesso la partita comincia a delinearsi, di come nero comincia a sembrare definitivamente il favorito. Per non correre rischi, bianco è una mossa di fine gioco che frutta una ventina di punti, perché se non fosse stata chiusa e nero avesse tagliato, quella pietra lì sarebbe morta e ne sarebbe conseguito un combattimento con forza al nero che avrebbe ridotto circa di una ventina di punti quello che bianco poteva fare. Quindi una mossa importante e grande da fare in questo momento della partita. Certo, è una mossa Gotè, di conseguenza nero può decidere di fare anche lui qualcosa. Cosa decide di fare? Nero, per non correre rischi, decide di prendere questo punto che poteva essere sfruttabile da bianco per creare un ponte, sia per creare spazio e occhi, ma anche per creare un eventuale altro salto per connettersi lì.
butta via un punto, butta via il sente, però si assicura definitivamente questo angolo. Questo angolo ormai è non è più attaccabile né conquistabile da bianco. Anche questa è una mossa di fine partita che appunto al costo del sente e di un punto stabilizza definitivamente tutti i punti che sono in quest'angolo. Bianco tenta la divisione, naturalmente nero fa questa mossa qui e altrettanto naturalmente bianco protegge, nero chiude qui, vedete bianco chiude il suo territorio, nero non corre rischi, bianco fa Atari, nero cattura, bianco fa Atari qui, nero fa Sabaki lì, minaccia di bianco, crosscut di nero, bianco estende, nero cammina qui, questo è un altro Nozoki di bianco. Come risponderà nero? Beh, qui nero deve chiudersi, bianco connette, nero fugge e comincia, vedete, a chiudere anche quello del pietre lì. Qui bianco minaccia di tagliare e attenzione, perché se nero venisse tagliato in questa posizione qui comincia a essere in difficoltà adesso, perché tutto questo gruppo, vedete, è circondato. Certo, nero ha la possibilità di uscirsene di là, qui c'è un taglio protetto da questo Toraguchi, però quel taglio lì comunque dà fastidio e infatti nero, quindi Shusaku, decide di andarsi a chiudere. Bianco lo attacca a sprombattuto, Shusaku si difende ed ecco che questa simpatica mossa di bianco è una mossa, un Tetsuji per la riduzione. Qui nero deve rispondere in questa posizione qui, bianco allora se ne può uscire di qua, nero fa uno squeeze, bianco fa come può sempre per ridurre e per cercare di mettere pressione. Questo è un Miyai, nero taglia qua, bianco taglia lì, nero, vedete, si creano tutte queste situazioni di Atari, minacce e quant'altro per eventuali battaglie di Ko. Bianco viene su, nero protegge, bianco decide di catturare, nero viene su, bianco nero qui, bianco qui,
qui ormai è tutto deciso e da questo punto della partita mi fermo un secondo con il commento, perché le basi della partita ormai sono poste e da qui andremo veloci fino alla fine, anche perché altrimenti il video verrebbe troppo lungo. Le parti più importanti si sono viste. Adesso andremo a vedere una sequenza che è quella che vi accennavo poco prima, su un co lunghissimo che dura appunto un'ottantina di mosse addirittura. Va a sfruttare tutte le minacce che entrambi si sono lasciati aperti per questa eventualità. Ecco quindi che dopo questa mossa di bianco e relativa risposta di nero, bianco protegge e vediamo come va a finire la partita. A questa minaccia di bianco, nero finalmente decide di non rispondere e va a chiudere il co. Guardate quante pietre sono state catturate, ormai circa una trentina di pietre. Il bianco naturalmente continua la spinta perché ormai l'aveva fatta. Fa togliere questo punto a nero, connessione di bianco, nero chiude, così facendo bianco, vedete, non permette a nero di fare un occhio, ma non tanto per l'occhio ma tanto per il punto, visto che vedremo poi questa partita come va a concludersi. Ed ecco che la partita è finita. Sono state giocate 338 mosse e a conti fatti, senza il komi, vince Shusaku Onimbo per 3 punti, per cui non di tanto.
Partita eccezionale, passata alla storia del gioco, alla storia del Go, per la sua celeberrima mossa delle orecchie rosse. Bene, grazie a tutti per l'attenzione, che altro dire? Come avete visto, una partita molto interessante da vedere e rivedere per trarre spunti e cercare di confrontare anche, magari per chi ha un po' più di mestiere, con i metodi attuali di gioco. Siamo in un'epoca in cui sta cambiando ulteriormente il Go, nel senso che con l'avvento delle intelligenze artificiali abbiamo visto che anche gli Shinfuseki, che hanno dominato il modo di giocare per 100 anni, di fatto, quasi 100 anni, stanno cambiando ulteriormente. Probabilmente siamo all'inizio di un'altra epoca del Go. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!